Convocato stamani su richiesta dei sindaci dell'Unione dei Comuni Platani, Quisquina, Magazzolo, nella sede della Prefettura di Agrigento, un tavolo tecnico sulle problematiche occupazionali che investono la Fondazione Lima Mancuso, partecipata dell'Università di Palermo, che ha deciso di esternalizzare i servizi con danni molto gravi alle fievoli speranze di sviluppo del comprensorio sicano e con preoccupanti effetti negativi per l'occupazione. Un appello documento è stato sottoscritto da sindaci e amministratori con il quale si chiede ai preposti enti di trovare una soluzione per rilanciare funzioni di ruolo di un'azienda che storicamente è stata riferimento per le aree interne. Quanti sono le risorse umane, in pericolo? Ma i stagionali sono all'incirca 10 che perderebbero il posto di lavoro, ma ripeto, al di là dei 10 lavoratori oggi c'è un problema anche di indotto, c'è anche un problema di, strategico del territorio. Il nostro territorio sta scommettendo, e ribadisco, sta scommettendo sull'agroalimentare, sta scommettendo sul chilometro zero, sta scommettendo su alcune peculiarità territoriali che oggi la fanno da padrona, e quindi noi non possiamo abdicare a questa scommessa, ma dovrebbe essere sicuramente un momento di forte rilancio. E per quanto riguarda l'università è stata per noi un'interlocutrice privilegiata e oggi non può assolutamente abbandonare il territorio. Noi siamo qua come sindaci per dire che noi siamo disponibili a dare il nostro contributo fattivo anche in termini di impegni concreti per salvare questa esperienza, non soltanto dei livelli occupazionali che per noi hanno una priorità, perché come avviene per le grandi industrie, per noi abbiamo le nostre piccole Fiat e la nostra piccola Fiat è anche questa azienda. Poi questa azienda nasce con la missione di creare sviluppo, lavoro e occupazione nel settore agricolo nel territorio, quindi non bisogna tradire lo scopo della fondazione, perché sono stati lasciati 750 ettari di terreno all'università con lo scopo di fare un'azienda pilota per sviluppare l'agricoltura addirittura non solo del nostro territorio ma siciliano. E allora noi siamo qua per un tavolo tecnico, per noi è la nostra piccola Fiat e non si discute su questo perché l'ingresso dei privati comporta anche abbandonare il sogno di avere gli incubatori di impresa, di avere una possibilità di sviluppo, perché i nostri contadini potrebbero avere grande aiuto non soltanto in termini di mantenimento dei livelli occupazionali e quindi come possibilità di lavoro, perché quell'azienda è un'azienda produttiva, sarà stato che ci saranno stati dei problemi che non conosciamo e non ci interessa sapere, entrare nel merito, ma noi dobbiamo trovare la soluzione perché questa impresa strategica per lo sviluppo del territorio rimanga nel territorio con la sua missione originaria, perché quando entrano i privati e le multinazionali del grano o di altri enti ovviamente asserviscono la struttura pubblica ai loro interessi e non si venga a parlare di contratto o di altro, perché noi ci rendiamo benissimo conto che questa struttura che ha avuto finanziamenti del GAL, della SMAP, che è una realtà che è cresciuta e che ha un suo know-how, non può essere gestita né da forme di cooperative avventuriere né da forme aziendali improvvisate, per cui l'università, che nel consiglio di amministrazione assieme all'assessore regionale sono presenti nella fondazione, debbono darci a tutti i livelli le garanzie relative a che rimanga la missione per lo sviluppo delle aree interne della Fondazione Lima Mancuso, che non si tradisca questo spirito originario e che anzi lì noi vediamo il motore propulsore per la creazione delle nuove figure professionali, per gli incubatori di impresa, per fare le etichette, per analizzare i nostri prodotti agricoli che sono dei prodotti di eccellenza. Stamattina siamo qui per difendere il nostro posto di lavoro. L'università, ci dice il rettore, si è accorta dopo 40 anni che non è capace a fare l'imprenditore agricolo. Quindi mette a rischio il nostro posto di lavoro, decide di esternalizzare i servizi, non tenendo conto completamente
di 10 persone che perderanno 10 padri di famiglia che perderanno il loro posto di lavoro. Quindi stamattina con forza siamo qui a gridare questa situazione allarmante, perché dall'oggi al domani ci ritroviamo senza lavoro.